Conoscono come una delle grandi star di Hollywood a partire dalla sua interpretazione di Neo nella serie di film Matrix dei fratelli Wachowski. Ieri sera però Keanu Reeves si è presentato a Udine nella nuova veste di bassista nell'appuntamento di anteprima del Festival internazionale dedicato al jazz. Con il suo gruppo e davanti a una platea di 2000 persone, arrivate anche da fuori regione, ha presentato il suo progetto Dog Star, che comprende anche Brett Domrose alla chitarra e voce e Robert Mailhouse alla batteria. Un gruppo nato qualche anno fa che propone sonorità alternative rock e che ha ormai all'attivo 4 album, compreso l'ultimo che si chiama Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees ed è uscito lo scorso anno. Udine and Jazz, questo è il titolo della rassegna, entrerà nel vivo dall'8 al 14 luglio e vedrà protagoniste in città alcune tra le migliori proposte musicali del contesto nazionale e internazionale, con numerosi momenti di approfondimento e focus sul jazz e sul blues, da Gary Clark Jr. a Fantastic Negrito, dai progetti McCoy Legends and the Jazz Beans del chitarrista Marc Ribot, dal pianista di Yarmouk Ahmed al rivoluzionario trio di Daniela Pes.